Alle 15:18, dopo oltre 4 ore di assemblea, viene votato ed eletto il nuovo CDA con il voto favorevole di oltre il 99,9% del capitale partecipante all'elezione. La squadra resterà in carica 3 anni fino all'assemblea di approvazione del bilancio del 31 dicembre 2018. I consiglieri ridotti a 11 rispetto ai precedenti 14 e prenderanno soltanto, si fa per dire, 80.000 euro l'anno tra fischi, urli e polemiche in sala. Queste persone che vengono in Italia, sti qua, in mai fuori anche scassare, perché ti danno in cerca da niente. Ti vuoi distruggere e basta. Il nuovo direttivo, composto tra gli altri dal presidente in pectore Beniamino Anselmi e l'amministratore delegato e direttore generale in carica Cristiano Carrus. Nemmeno un veneto tra i nuovi incaricati, ma la cosa non sembra essere di rilievo per la senatrice Puppato. Credo che la cosa importante, al di là dell'essere veneti o non essere veneti, che ci siamo nutriti di questo per una epoca ventennale almeno. Credo che adesso è opportuno che guardiamo le cose a prescindere dalla veneticità. Con i soci del Don Torta che non credono nella risurrezione delle banche venete, con la ipotetica fusione con il San Paolo e Unicredit. Questa è una cosa per i grandi investitori, per i piccoli investitori supponiamo che uno investe 10.000 euro, compra le azioni a 10 centesimi e va da 11, ha guadagnato 62 euro detraendo i 26 euro che l'aveva lo Stato, sicché è un niente. Quindi sentiamo Carrus cosa ci dirà nei prossimi giorni e da là anche noi prenderemo le nostre decisioni. E mentre i risparmiatori chiedono la tanto attesa commissione d'inchiesta parlamentare, proprio lei, la senatrice del PD Laura Puppato, non sembra riporre grandi aspettative in essa. Anche qui facciamo le cose fatte bene, non creiamo illusioni. Le commissioni d'inchiesta lavorano purtroppo sul già fatto, sul già visto, sul dramma collettivo, sulle responsabilità che in parte vengono accertate dalla magistratura, in parte sono ancora coperte. Quindi la commissione d'inchiesta dovrà, io credo, soprattutto andare a capire se il ruolo di Banca d'Italia, Consob e BCE, per quel che c'è possibile naturalmente, visto che lì parliamo di un'istituzione più lontana, abbiano, come dire, in qualche modo sottovalutato, ecco, lo dico così, o nascosto qualche, diciamo, un'evidenza. Ecco. Facciano i tavoli di conciliazione, se non li faranno noi risparmiatori coordinamento andremo fino in fondo, chiederemo come abbiamo chiesto l'annullamento perché questi sono tutti abusivi, perché sono tutti abusivi e noi lo dimostreremo, quindi non vogliamo far guerra, vogliamo solo i nostri risparmi.